Atmosfera calda al comunale Enzo Vasi di Gliaca di Piraino, la Nebros ci prova davanti ai propri tifosi per trovare il primo successo in campionato, ma il Vittoria rovina la festa e porta a casa 3 punti preziosi per la propria classifica. Neanche il tempo di sistemarsi in tribuna che il Vittoria colpisce subito, bossa, sventaglia per Lucarelli, fuga sulla destra del 16 bianco-rosso, palla dentro e Cacciola la spinge in rete, gol facile facile ma pesantissimo e 1-0 per gli ospiti dopo solo i 2 minuti. La risposta della Nebros è rabbiosa, ma tra i pali c'è un malandrino in versione saracinesca, prima vola sulla bomba di Panzarella, poi dice no al colpo di testa di Bontempo e infine salva tutto sulla punizione velenosa di Scolaro. Grande show del numero 1 biancorosso, ma il Vittoria è vivo e come. Lucarelli sfiora il raddoppio centrando in pieno il palo e pochi minuti dopo ci riprova, ma stavolta è Sendin a metterci i guantoni, ancora Legno al 42esimo sul colpo di testa del solito Lucarelli, sfortunatissimo. La Nebros va ancora vicino al pareggio con Bontempo, ma sulla sua incornata c'è il salvataggio miracoloso sulla linea, si resta 0-1. Ripresa all'arrembaggio per i padroni di casa, Pontini mette dentro un tiro cross insidioso ma malandrino con l'aiuto di Lopizzo, salva ancora, mentre El Marigi su punizione accarezza il palo. Nel finale scoppia la polemica, Di Maggio cade in aria, la Nebros reclama il rigore ma l'arbitro dice tutto regolare e le proteste si accendono. Triplice fischio, vittoria corsara e cinica, secondo successo consecutivo per i biancorossi e quota 6 in classifica. Nebros ancora senza vittorie, ferma a un solo punto.